Temperature a parte, il 21 di giugno è il giorno in cui inizia ufficialmente l'estate, cioè quando il Sole raggiunge lo zenit, la massima distanza dall'equatore, e determina il giorno più lungo. Questo fenomeno, chiamato solstizio d'estate, in ogni tempo e in ogni luogo, viene celebrato con feste e rituali magici e religiosi. In Sardegna, secondo le tesi di alcuni studiosi, è presumibile che l'antico popolo nuragico, per stabilire dai movimenti astrali in quale stagione stesse vivendo, avesse retto delle costruzioni quali ad esempio alcuni nuraghi, fra le cui funzioni vi era anche quella di individuare il giorno del solstizio. Il nuraghe Aiga di Abasante è appunto uno di quei nuraghi dal quale è possibile ammirare l'affascinante fenomeno. A mezzogiorno i raggi del sole, penetrando attraverso un foro praticato sulla sommità della Tolos, dalla quale per l'occasione viene tolta la pietra apicale, colpiscono la nicchia centrale della stanza situata al primo livello. Immaginiamo di tornare indietro di qualche migliaio di anni, quando le antiche popolazioni nuragiche scandivano il ciclo delle stagioni attraverso particolari cerimonie, proprio all'interno di alcuni nuraghi, come nel caso appunto del solstizio d'estate. Il ruolo di tramite con le entità soprannaturali veniva assunto presumibilmente dallo sciamano, la cui figura, posizionata all'interno della nicchia centrale, veniva trasfigurata dal forte raggio di luce, dando così ai convenuti la sensazione che il dio Sole fosse venuto a rendere omaggio al tempio. Ai giorni nostri il sito è meta preferita di tanti curiosi, anche stranieri, i quali a turno prendono posizione all'interno della nicchia per farsi avvolgere dal forte e per alcuni anche rigenerante fascio di luce. Da quel momento la percezione dell'immagine per chi guarda è pressoché alterata e ogni figura assume sembianze quasi spettrali. Se poi si indossa una maglia colorata, lo stupore è assicurato. La luce, rinfrangendosi, dipinge le pareti del nuraghe via via dell'uno o dell'altro colore. C'è poi chi, con un po' più di audacia, in posizione meditativa decide persino di intonare un canto dedicato al dio Sole, che in ogni tempo e in ogni luogo è fonte di vita e di calore. E na padoni che ballo